Per la seconda volta in questa stagione il Verona al Menti, dove si aggiudicò il derby estivo in Coppa Italia. Mandolini recupera Gomez, Mareco, Mancini titolare. Cagni sceglie Soligo al posto degli indisponibili Rigoni, rientra Martinelli, Zanchi in panchina. 24esima direzione di gara in Serie B per il triestino Piero Giacomelli. Augustin pasticcia, Bielanovic ex Vicenza prova a castigarlo, si salva il portiere avversario, ma la squadra di Mandolini non ha sfruttato un clamoroso regalo di Augustin, che poi su punizioni di Paro non riesce a improvvisarsi attaccante sicuro Rafael. Paro cerca il gran gol dalla distanza. Non sono tante le emozioni nel corso del primo tempo. L'arbitro grazia Augustin per questa intrataccia su Gomez, neanche ammonita Augustin, perde addirittura una scarpa all'attaccante del Verona. Poi Bastrini rischia l'autorete per contenere Gomez, ma è attento Frison che si rifugia in corner. Paro per Abbruscato che scarica un gran sinistro, ma è all'altezza della situazione Rafael. Dall'inizio della ripresa Gavazzi per Misuraka e proprio Gavazzi confeziona l'assist per Augustin e si sblocca il derby. Quello che era stato il peggiore in campo nel corso del primo tempo stavolta fa centro, gran gol di testa sfruttando la libertà concessa dalla difesa del Verona. Poi Soligo per Abbruscato che era in posizione regolare, in genere non sciupera chance come questa. Ferrari al posto di Mancini, che non sembra gradire molto la decisione di Mandorlini. Poi Gianni, mandato da Cagna, uomo su Gomez e fuori Bastrini, aumenta il potenziale d'attacco del Verona. Berrettoni per Bielanovic e D'Alessandro per Taxidis, scatenato D'Alessandro, manda completamente fuori giri con una finta Gianni, poi trova a centro area Gomez, controllo con molto mestiere, forse aiutandosi anche con il braccio destro, scarico per Alfredson che di sinistro inventa la rasoiata che vale il pareggio. 1300 tifosi del Verona nella gradinata nord del Menti. Alfredson forse anche trova una leggera deviazione da parte di Soligo, ma passano soltanto 4 minuti. Paro, Abbruscato, capolavoro di testa. La rete che risulterà decisiva, quarto centro in questo campionato per Abbruscato, in due su di lui, sullo sviluppo di calcio da fermo, abbatte il russo ma prevale il giocatore con maggior classe in campo. D'Alessandro, Gomez di testa e per poco non trova la deviazione da distanza ravvicinata di Ferrari. Paolucci subentrato a Tulli, palla sul sinistro e Rafael riesce a mandare la palla sul palo. Inquadrato il giocatore di Civitanova, emozioni fino alla fine, secondo tempo molto intenso. Berrettoni scambio con Alfredson, ma Frison blinda il successo della squadra di Cagni, che regala una grande gioia ai propri tifosi.